Come ogni anno, in occasione del Dies Academicus dello Studium Generale Marcianum, la Basilica della Madonna della Salute è gremita. I docenti e gli studenti dei numerosi segmenti che compongono il Marcianum, insieme alle autorità civili, militari e religiose della città e della regione, si sono dati appuntamento qui, nella splendida chiesa dell'Onghena, per celebrare l'inizio dell'anno accademico. A tenere la prolusione il cardinale Raffaele Farina, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana da 13 anni. Presente ovviamente anche il rettore del Marcianum, Monsignor Brian Edwin Firm, che ha ricevuto in dono dal presidente di Scrinium una fedele riproduzione del documento Causa Anglica. È la supplica della Camera Alta dei Lord d'Inghilterra Papa Clemente VII per ottenere l'annullamento del matrimonio di Re Enrico VIII con Caterina d'Aragona. L'originale si trova presso l'Archivio Segreto Vaticano e questa splendida riproduzione andrà ad arricchire il patrimonio documentale della Biblioteca del Marcianum. Il polo pedagogico accademico, lo ricordiamo, conta oltre 1 migliaio di iscritti nei vari gradi e proprio in occasione del Dies Academicus il patriarca Angelo, prima di incontrare gli universitari, ha voluto avviare un dialogo con gli studenti più giovani dell'Istituto Giovanni Paolo I e con i loro genitori. Noi abbiamo voluto proprio estendere il concetto di Dies Academicus, che è meramente universitario, proprio a tutta la realtà del Marcianum e quindi l'abbiamo voluto estendere anche ai ragazzi delle medie e del liceo, proprio per mostrare che dall'unità di tutti i soggetti in campo e anche da una più grande unità scolastica e universitaria può nascere un gusto diverso di conoscenza del sapere, di assimilazione dello stesso e di comunicazione del medesimo, cosa che è assolutamente decisiva per il futuro della Chiesa e per il futuro della società. Tante le domande che i ragazzi hanno rivolto al patriarca e nessuna semplice. I giovani l'hanno interrogato sul tema della morte e della difficoltà di accettare la perdita di una persona cara, sulla sessualità e il valore della castità, su come rispondere a chi dimostra scetticismo di fronte alla fede. Interrogativi impegnativi e fondamentali per adolescenti che, secondo il patriarca, hanno la fortuna di vivere in un periodo certamente complesso, ma anche ricco di grandi sfide da affrontare. E allora, a questi studenti che iniziano il nuovo anno scolastico, cosa augura? Auguro di poter fare una esperienza che li spalanchi da subito al valore pieno della vita. Abbiamo voluto la Giovanni Paolo I, che comporta una scuola materna, elementare, media, un liceo all'interno dello Studium Generale Marcianum, proprio perché vogliamo combattere almeno la frammentazione del soggetto del sapere e fare in modo che si crei un circolo virtuoso di collaborazione, così che la professionalità che si trasmette a questi ragazzi non vada disgiunta da una paideia, cioè da una educazione integrale, ma man mano che uno impara l'italiano, la matematica, la fisica, approfondisca anche sempre di più nel modo con cui queste materie sono insegnate ed assimilate, approfondisca sempre di più il valore della sua persona, il senso del suo cammino, la relazione con Dio, con gli altri e con le cose. Presenti all'incontro alla salute anche le famiglie dei ragazzi, in numero maggiore per gli alunni delle medie. Loro, i genitori, prima ancora della scuola, rappresentano il soggetto educativo primario, sono loro innanzitutto a dover trasmettere valori e cultura. Eppure, nel nostro paese, le famiglie sono spesso lasciate sole, non supportate. A dirlo è la stessa Conferenza Episcopale Italiana, che negli orientamenti pastorali per il prossimo decennio mette in evidenza l'estrema difficoltà in cui si trovano a vivere oggi le famiglie italiane. È verissimo, manca da sempre nel nostro paese una politica sociale che sia effettivamente rispettosa di questa grande realtà che costituisce il valore primario della società e anche della Chiesa, che è la famiglia. Speriamo che realmente anche per un intervento più diretto di padri, di madri, di nonni e di nonne, la realtà politica sia in un qualche modo costretta, tra virgolette, a investire delle risorse in questo bene supremo. Non si può ridurre la famiglia a una sorta di associazione privata. È la cellula costitutiva dello Stato ed è il livello pulsante della vita della Chiesa. Gli orientamenti pastorali che sono tutti tesi a favorire una crescita dell'educazione per i cristiani e per gli uomini hanno voluto sottolineare l'importanza di questo dato.